perché lo considero manomesso, ma sei in presenza di una non riduzione della precarietà, sei in presenza di un provvedimento che estende la precarietà, perché quando, e l'hanno fatto prima di questo provvedimento, fai una legge che dici che il lavoro somministrato, l'interinale, non ha più causali, un'azienda lo può usare quando gli pare, come gli pare. Con questa legge aggiungono che i contratti a termine della durata di 12 mesi un'azienda li può usare quando vuole, come vuole, non c'è più causale, non so se è chiaro come si. E dall'altra parte addirittura dice che i contratti possono anche stabilire che fino a una percentuale del 6% ci può essere lavoro tranquillamente, anche lì senza alcuna causale. Siamo di fronte a una riduzione della precarietà? Non siamo di fronte a un aumento delle divisioni tra i lavoratori e anche, diciamocelo in italiano, della ricattabilità dei lavoratori? Quando si reintroduce il lavoro somministrato e addirittura il lavoro a chiamata, quello che con un libero referendum senza ricatti i lavoratori dell'Electrolux nel 2000 bocciarono, no? Adesso siamo di fronte al fatto, e in questo caso di referendum non ha mica chiesto di farlo nessuno, sei di fronte al fatto che il Parlamento vota e reintroduce il lavoro a chiamata. Sei di fronte al fatto che non una delle forme di lavoro precario che c'erano in questo paese vengono tolte. Mi permetto di dire su alcuni punti, se penso alle partite IVA, alle collaborazioni, è stato peggiorato il testo della Fornero, non le nostre richieste, perché la Confindustria li considerava un po' troppo restrittive, quindi hanno messo mano anche a punti importanti che in un qualche modo erano tentate di affrontare. E sei di fronte a una modifica degli ammortizzatori sociali che ha ridotto le tutele, non è vero che ha esteso gli ammortizzatori a chi non ce li aveva, anzi il pericolo per la situazione che abbiamo di fronte di crisi e di aumento, diciamo così, delle difficoltà delle imprese da qui a fine anno e al limite negli anni successivi se non ci sono dei cambiamenti, è che con quel sistema lì tu ti puoi trovare di fronte alle imprese che anziché dirti che fanno la cassa integrazione straordinaria aprono le procedure dei licenziamenti, e sono stati resi più facili anche i licenziamenti collettivi, perché non solo ha tolto la questione che riguarda la mobilità, che sarà in prospettiva sostituita da un altro che ha un nome strano, ma quello che mi interessa è che dura meno, no? Se uno dice quando durava la mobilità, 3 anni e 4 anni al sud, adesso quando dura? 12 mesi e 18 mesi, non è uguale a prima, no? Mi sembra un po' meno. E allo stesso tempo però, se per caso sbagli procedura non hai il reintegro dei lavoratori, quindi rendi più facile anche i licenziamenti collettivi. Se poi pensi un attimo e arrivi al fatto che sull'articolo 18 non solo, come qui veniva ricordato, le proposte di modifiche della CGIL non sono state accolte, quelle fatte nelle commissioni, e siamo oggi a un voto di fiducia e quindi al fatto che il Parlamento, il Senato dirà che va così, io la dico molto semplicemente: se noi ci troveremo che un lavoratore può essere licenziato e se anche il giudice riconosce che è un licenziamento illegittimo, sbagliato, non ha più diritto a essere reintegrato nel suo posto di lavoro, ma a quel punto lì il giudice gli può dare un po' di soldi e uno si trova che è ingiustamente licenziato e anziché avere la tutela del reintegro ha un po' di soldi, io non penso che quello è un avanzamento e penso che sia una cosa inaccettabile adesso e che noi vogliamo discutendo le forme e le modalità che devono essere affrontate, perché anche qui c'è un punto. Lo Statuto dei lavoratori nel 70 voleva affermare una doppia cittadinanza nei luoghi di lavoro. Una era quella anche delle organizzazioni sindacali e dei delegati, perché guardate che il primo punto di mancanza dell'articolo 18 non solo renderà per le imprese più semplici, ma fate questo ragionamento: il primo elemento di tutela dell'articolo 18 era anche la libertà di fare il delegato sindacale senza dover essere sotto ricatto. La seconda cittadinanza era quella che una persona, se fuori dalla fabbrica la Costituzione gli garantisce che può dire quello che pensa, può dirlo in qualsiasi modo,
può usare qualsiasi strumento. Ecco, questo stesso diritto dovrebbe averlo anche dentro il luogo di lavoro.